Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con Massimo Privitera e Marco Testoni. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, questa è una puntata particolarmente musicale perché andiamo a parlare di due opere cinematografiche, ambedue a tema musicale, ovvero un qualche cosa che ha a che fare con la vita di due grandi artisti. Iniziamo con il tuo, caro Massimo. Allora, oggi parliamo di due leggende della musica che non hanno a che fare col mondo delle connessioni, anche se in realtà comunque hanno toccato anche quello che è la nostra materia primaria. Io parlo questa volta di un film che arriva direttamente da un festival, distribuito da una casa cinematografica e di distribuzione che si chiama Wanted Cinema, il cinema ricercato. Mi piace troppo dirlo perché è veramente carina come scelta, come nomenclazione di questa nuova casa di distribuzione. Allora, che va a scovare nei festival, nei cinema d'essè, questi film un po' particolari e riesce poi a dargli una bella distribuzione in molte sale. Parliamo di Jazz Noir, indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet. Parliamo ovviamente di Chet Baker. Il film in originale si chiama My Foolish Earth, giustamente perché per una delle canzoni più famose e interpretazioni più famose, performance più intimiste e più profonde di Chet Baker. Allora, il film che ho potuto vedere in anteprima in questa saletta di Milano, che è proprio della Wanted Cinema, una cosa molto d'essè, molto d'élite, molto molto bella e particolare, quasi da locale parisien, d'antan. Allora, è un film di questo olandese, di Rolf van Eyck, spero di averlo pronunciato bene, dedicato alla leggenda del jazz Chet Baker. Però non si parla di Chet Baker come musicista, ma si parla degli ultimi giorni di vita prima del famoso incidente, della famosa morte accidentale. Questo è detective Lucas, che nell'Amsterdam del 1988, dove passò gli ultimi anni della sua vita Chet Baker a fare performance nei locali notturni, indaga su questa misteriosa morte, perché secondo questo detective Chet Baker, come ha fatto a cadere dalla finestra di questo hotel, non è che è stato spinto per caso da uno dei vari pusher a cui lui doveva un sacco di soldi, perché ovviamente era un drogato, un tossico, e quindi andava a destra e a manca a cercare cocaina e quant'altro. Quindi questa indagine diventa un oscuro viaggio sia musicale che intimo, personale, psicologicamente personale, di ambedue personaggi. Quindi si vanno a vedere a ritroso gli ultimi giorni di vita di Chet Baker, le ultime performance in questo locale, la storia d'amore con questa donna che è Sara, l'ultima amante di Chet Baker, che lui ha trattato malissimo. E poi questo Lucas, la vicenda di questo detective, si incrocia quasi in parallelo, quasi come se avessero le stesse vite, le stesse cose. Anche Lucas ha problemi amorosi, anche lui ha picchiato la compagna, la moglie, quindi questa vita in parallelo, sia con da un punto di vista psicologico che musicale, prosegue fino a quando c'è questo colpo di scena finale, che non vi svelo ovviamente. È un noir, infatti il jazz noir, proprio perché si tratta di un film giallo in realtà, fra virgolette, accompagnato dalle performance di questo attore strepitoso, e a dir poco strepitoso, Steve Wall, che fa mimeticamente Chet Baker, ma sia da un punto di vista interpretativo, cioè di suono alla tromba, che da un punto di vista proprio vocale. Lo interpreta benissimo, e infatti si dice che questo Steve Wall è un attore che nel film parla ovviamente in inglese, ma le altre parti, io l'ho visto in originale, le altre parti sono in lingua olandese e alcune parti dedicate proprio a Chet Baker in inglese, e dice che ha passato molto tempo a lavorare proprio sul suono della sua voce e del suo accento, perché sono molto dissimili da quelli di Chet Baker. Però devo dire che interpretativamente è spettacolare, anche proprio da un punto di vista di trucco, di tutto, è veramente Chet Baker negli ultimi anni della sua vita. Il film, chi si aspetta un film sul jazzista, trombettista e performer Chet Baker, forse rimarrà un po' deluso, perché non si racconta come è diventato un musicista. C'è qualche flashback quando era giovane, come faceva ad avere quel timbro vocale, come faceva ad avere quella interpretazione che faceva svenire le donne
e innamorare gli uomini. Questa è una cosa meravigliosa che si sente, che viene raccontata da lui stesso in voce off all'inizio del film. Però è proprio a tutti gli effetti è un noir. La cosa che mi piace, e vado a chiudere, vi invito ad andare a vedere perché è in poche sale, è distribuito in tutta Italia. La cosa che mi piace è che lui inizia questa voce off dove dice: il blues pervade tutti noi abbiamo bisogno del blues perché quando sei stanco del blues non hai più niente su cui contare. Meraviglioso, e da lì un noir parte in maniera eccellente. Non mi ha deluso da un punto di vista noir, forse mi ha deluso da un punto di vista di biopic su Chet Baker, quello sicuramente sì. Posso dire una cosa, perché io l'ho visto i primi 20 minuti di questo film e ti posso dire che a me è piaciuto tantissimo, e non sono proprio d'accordo sul fatto che non si respira anche il Chet Baker musicista. Lo dico da musicista perché certe atmosfere sul palco, il suono, il rapporto con il produttore, Archie Shepp che lo aspetta nell'ultimo suo concerto dove non arriverà mai perché appunto muore. Insomma, io ho notato invece che dal punto, a parte che il jazz è la musica più noir secondo me che esiste proprio, invece l'ho trovato veramente ben fatto, ben calibrato i primi 20 minuti. Io poi ahimè non sono riuscito ad andare ancora, non sono riuscito a finirlo di vedere. Io direi di passare a questo punto, Massimo, al tuo film che parla di un'altra icona della musica, anzi della musica psichedelico, folle, interpretativa. Non gli si può dare neanche una definizione giusta, perché parliamo di chi? Di Zappa, sì, perché a metà novembre per 3 giorni è stato proiettato nelle sale il famoso documentario sulla vita appunto di Zappa. La particolarità di questo documentario, diretto da Alex Winter, è che lo stesso Winter è potuto entrare nel famoso caveau di Zappa, cioè dove Zappa teneva tutte le sue registrazioni, tutti i suoi VHS, tutto, è tutto lì. Perché? Perché la moglie e i figli hanno dato appunto il permesso di poter entrare in questo caveau e realizzare questo documentario. Allora, che si chiama Zappa, semplicemente così. Allora, anticipo che, allora, essendo io uno zappiano di ferro, cioè io sono uno che quando era in vita Zappa lo sono andato a vedere 3 volte, una delle quali a Zurigo, ho tutti i suoi dischi, e quando dico tutti i suoi dischi sto parlando di un'infinità di dischi, perché lui ci ha avuto una produzione incredibile, che poi è continuata anche dopo la sua morte, cioè hanno continuato a uscire dischi. Dunque faremo noi uno speciale qui su Soundtrack City proprio su questo film, richiamando molti zappiani e parlando più nel dettaglio di questo documentario. Quindi io per adesso mi limito ad anticipare una semplice cosina. Il film non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto impazzire perché è difficile rinchiudere nell'ambito di un film di la durata, se non sbaglio errato, un po' più di 2 ore, se non sbaglio errato, la vita artistica di Zappa, che è piena di sfaccettature. Cioè Zappa dal 70 alla morte, è morto peraltro poco più di 50 anni aveva, quindi è morto decisamente giovane. Ha fatto di tutto, ha fatto dalle colonne sonore per film sexy a musica contemporanea, mettendoci dentro ovviamente il rock, mettendoci dentro delle altre, come posso dire, dei dischi che sono inetichettabili, dove c'è dentro tutto, dalla contemporanea al rock, al jazz, insomma è un artista che probabilmente non riesce a stare all'interno di un film. Sarebbe stato meglio, secondo me, fare una serie televisiva, perché lo avrebbe probabilmente contenuto tutto. Questo è un film dove si saltano, secondo me, dei decenni interi di produzione artistica, e quindi alla fine si conoscono bene alcune cose. Io ad esempio la parte finale, cioè la parte della coda della vita di Zappa, ahimè, quella dove era malato, ho scoperto tante cose, perché c'è stata la prima volta, si sono aperti appunto questo caveau con tanto materiale dentro. Per il resto, se qualcuno si vuole avvicinare a Zappa e vede il film, secondo me non ne ha un'immagine
a 360 gradi, ma molto parziale. Ma di tutto questo ne parleremo con altri ospiti, musicisti, zappiani, ascoltatori, amatori, e siamo un po' divisi. Chi comunque dice sì, ma comunque fare un film su Zapp è sempre una buona cosa, e chi lo considera un po' un'occasione persa. Allora, caro Massimo, per questa volta abbiamo concluso, abbiamo parlato di Chet Baker, abbiamo parlato di Frank Zappa, direi che questa volta ci siamo proprio regalati un lusso fantastico, e spero anche a chi ci ascolta. Alla prossima! Ciao!